Ufficiale, Lautaro Martinez non rischia alcuna giornata sul caso bestemmia perché non ci sono le immagini di questa presunta bestemmia, cioè ovvero immagini ci sono, ma non c'è l'audio della bestemmia. Posso dire da tifoso napoletano che a me va bene così, che non c'è bisogno di alcuna squalifica per Lautaro Martinez, lo posso dire. E mo vi vado anche a spiegare il perché sono contento di questa scelta da parte della FIGC. Vabbè, però, innanzitutto, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Wagyu. Tasto like e commento. Sono gratis e sono gratis anche le iscrizioni al canale Wagyu, quindi forza, che ci siamo un po' ammosciati nell'ultimo periodo, solo 200 iscritti in un mese è pochissima roba, Wagyu. Qua dobbiamo tenere minimo la media di 300-400 iscritti al mese. Vabbè, detto questo, allora perché vi sto dicendo questo? Perché ragazzi, fra poco si giocherà Napoli-Inter allo stadio Diego Armando Maradona. Puta caso gli sarebbe stata data questa squalifica, e so che non lo sto dicendo in italiano corretto, già saccio come venite a fare, professore, lo stai dicendo in modo sbagliato, quindi, è meglio così, è meglio per il Napoli, lo sapete perché è meglio per il Napoli? Perché così il tifoso interista non tiene una scusa pronta di un'eventuale sconfitta dell'Inter allo stadio di Armando Maradona. Però io vedo tanto vittimismo da parte di alcuni tifosi napoletani. Hai visto la Marotta lì, hai visto a Caia là, di qua, di là. Gli dovevano dare 2 giornate alla Vezzi con la Roma, è state squalificate 2 giornate a Caia là. Voglio. Trovatemi il labiale di Lautaro Martinez perché io l'ho visto il video. Vabbè, ma io la bestemmia non la vedo. Non la vedo solo un guaglione che sta ingazzato perché ha perso la partita decisiva del sorpasso al Napoli poi per giunta contro la Juventus che è acerrimi nemici accade con Milan, cioè, questi possono perdere il derby ma perdere con la Juventus è addirittura peggio secondo me. Possono perdere il derby ma quando perdono con la Juventus si demoralizzano, una cosa allucinante. Comunque io sono contento che non ci sia una squalifica per Lautaro Martinez e ve l'ho già detto il motivo. Perché così non si va a creare una scusante per la squadra interista. A parte questo, quando io leggo, si merita 2-3 giornate di qua di là. Allora, in caso di eventuale bestemmia da parte del giocatore, il giocatore starà fermo una partita, ovvero con Napoli ci sarà in tutti i modi. Quindi non mi venite a dire, perché di qua, di no, rischia una giornata di squalifica, punto, basta. Ma io vi ricordo, perché vedo tanti moralisti, in Italia, su qualsiasi campo, non vi parlo solo quello da calcio, ma se vai a vedere il basket o tennis, forse il tennis no, perché sei individuale, vabbè, hai più telecamere addosso nel tennis. Cazzo ne sa, c'ho baseball, cazzo ne sa, c'ho rugby. Non venite a fare i moralisti, ha detto la bestemmia e poi va a vedere quello che scrive, ha scritto, ha detto una bestemmia, il primo che bestemmia dalla mattina alla sera e anche mentre dorme, quindi non facite moralisti, specialmente in Italia non facciamo i moralisti, poi addirittura io sto in Toscana, qui sono 4 bestemmie e una parola, se non fai 4 bestemmie e una parola non puoi fare la frase, perché qua in Toscana funziona così, va bene? Poi mi rivolgo a voi cari giornalisti, che Buffon aiuta Nanza in Serie A bestemmie davanti alla telecamera, ci sono giocatori che si vede proprio il labiale quando dicono la bestemmia e non è mai stato fatto niente. Quindi voglio non venite a dire tutte le volte, però è l'Inter, e per qua no, no. L'Inter deve essere al 100% con tutti i giocatori quando verrà a Napoli. Guardate che vi sto dicendo, perché non ci deve essere la scusante di un eventuale allungo da parte del Napoli sull'Inter. Io non voglio assumere nessuna scuola, devono esserci tutti, perché se no sapete che succede? Se il Napoli, puta caso, lo faccio una rattata, dovesse vincere contro l'Inter, hanno la scusante a cui aggrapparsi, però Lautaro Martinez, e però non eravamo con Lautaro Martinez, e se c'era Lautaro Martinez, io voglio tutto quanto, tutti devono essere tutti presenti, voglio tutto quanto.
li voglio tutti i giocatori dell'Inter allo stadio Diego Armando Maradona. Vabbè, quindi, cari miei, è giusto non dargli la squalifica, è giustissimo, è giustissimo. Poi, ritornando al fatto di Lavezzi, ragazzi, lì si vede, c'è l'immagine, Lavezzi si gira e gli sputa, si vede. E lì, se non sbaglio, gli furono date 2 giornate o una giornata a Lavezzi, ma non mi ricordo di preciso quanto gliene furono date. E lì ci fu la prova TV. C'è anche oggi la prova TV, ma non si vede, non c'è l'audio, non c'è l'audio. Ma tutti quei fenomeni, non c'è l'audio di qua. Ma l'audio del VAR, in certo Inter-Juventus, sul fallo di Pjanic, lì che era finito l'audio, che non si è ritrovato più l'audio, tutti zitti perché la Juventus poi con quel cazzo di fallo andò a vincere a Milano e tutto quanto zitto a fai cane e pecora. Lì non successe niente. Io trovo più scandaloso il fatto che non si fu trovato quell'audio della sala VAR e non della bestemmia di Lautaro, diciamo della presunta bestemmia di Lautaro Martinez, sinceramente. Perché quello gli è costato una stagione, uno scudetto gli è costato al Napoli quel fallo. Perché se la Juve rimane in 10 uomini, la Juventus non la vince mai quella partita con l'Inter. Mai e poi mai. Boom. Certo, il Napoli poi dovrà rigiocare, doveva giocare a Firenze, ma di sicuro entrava in campo con un altro piglio. Boh, non entrava con quel piglio dicendo ma che cazzo giochiamo a fare, tanto la Juventus vincerà lo scudetto comunque perché glielo vogliono far vincere. Boh. Quindi, cari miei, non facciamo le vittime, non facciamo il vittimismo. Da qui alla partita con l'Inter, manca ancora una partita? Se non sbaglio manca questa e un'altra partita, non mi ricordo nemmeno, sinceramente. Quindi, facciamo poco le vittime e speriamo che l'Inter avrà tutti e 11 giocatori titolari, perché io la voglio affrontare così l'Inter, con tutti i giocatori titolari, pure con terzo portiere, c'ha da stare pure terzo portiere, ci devono essere pure i magazzinieri, c'hanno sta tutto quanto, perché non voglio la scusante da parte del tifo interista, non avevamo Lautaro Martinez. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, ciao, io ci vediamo più tardi se riesco a far uscire un altro video.